Non è molto educato mangiare seduti sugli scalini, non avete visto il cartello? Chiediamo a queste amiche cinesi e loro di tutta risposta almeno si scusano. Non abbiamo visto il cartello, dicono. I'm sorry, we don't see that. If we have seen this, we wouldn't sit here and eat. Venezia, ore 12. Coltello da cucina in mano e angurie da tagliare in pieno giorno. Questa coppia di francesi l'immagine di quanto dice la stampa estera su Venezia per i turisti, la nuova Disneyland, così l'articolo del New York Times. I residenti sono in fuga, la musica della città ora sono le rotelle dei trolley. Si legge testualmente: del resto sentite cosa dice questa coppia di francesi, incurante di decoro, decenza e garbo. Toutes les personnes font ça. E c'est juste parce que l'on le fait? Tutte le persone fanno questo, cioè mangiano sedute dove vogliono. È giusto fare così perché lo fanno tutti qui. Se non ci sono panchine dove poggiarsi va bene così, dicono entrambi. Parc où on peut se poser, oui. Insistiamo e chiediamo ai turisti italiani cosa ne pensano di questa situazione. Si sta rovinando tutto così. Pensiamo che non sia corretto, però purtroppo è difficile far spiegare questa cosa qui a chi arriva qua. Anche perché i costi sono veramente molto alti, quindi anche solo una bottiglietta d'acqua costa 2,50 euro. Quindi meglio sedersi per terra, dice, nel momento in cui non ci sono panchine. Prendi pizza e mangi così. È giusto farsi fotografare in sella al leoncino, sebbene sia un'opera d'arte tutelata? Chiediamo a questa americana che gomma da masticare in bocca e risponde. Yes, it's a good thing. The lions are beautiful.